Il progetto Sport 4x4 è nato dalla volontà di 24 rettisti che hanno partecipato a un bando post-flare dell'asse 2 misura 3334D che ci ha permesso di lavorare insieme sul tema dello sport. La vacanza a Tinva diventa per il nostro territorio, penso al territorio della Val Belluna, al territorio dell'Asolano e del Monte Grappa, che sono i territori su cui abbiamo lavorato, hanno come primo prodotto turistico proprio lo sport e grazie a questo progetto iniziamo a collaborare tra territori diversi per mettere in luce quelli che sono gli sport che si possono fare in tutte le stagionalità e sui diversi temi. Allora, lo Sport 4x4 appunto ha visto il coinvolgimento innanzitutto della Regione Veneto in primis, a cui abbiamo presentato il progetto e che ci ha dato l'avvallo per riuscire a proseguire nelle nostre attività. Sono coinvolti la provincia di Belluno, Treviso e Vicenza, quindi diciamo l'area del Monte Grappa, e hanno dato poi la propria approvazione anche la DMO Dolomiti, quindi l'organizzazione della Dolomiti Bellunesi, e anche l'IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, che per la promozione appunto dello sport sull'area Grappa e Belluno e le tre province praticamente. Lo sport per noi e per tutto il territorio è praticabile praticamente tutto l'anno, sia qui nel Feltrino Val Belluna che appunto nel Grappa e in tutta la zona anche di Treviso e Vicenza. Questo perché? Perché grazie al nostro clima e al nostro ambiente possiamo praticamente fare sport sia a alta montagna ma anche a mezza quota, sport come il trekking, il nordic walking, il canyoning, la vela, il volo libero, soprattutto che a Borso del Grappa e anche sul Monte Avena sono molto praticati, e anche la parte delle bici ovviamente, quindi ora bici elettrica ma anche bici normale. Quindi lo sport diciamo che per il nostro turista è un'offerta in più che riusciamo a dare tutto l'anno. Sì, è fondamentale, questa è un'ulteriore occasione per andare a rinsaldare tutti quei legami che appunto nella riserva della biosfera hanno trovato la loro coronazione, quindi il territorio che condivide non solo il Grappa ma anche tutta una serie di esperienze e di situazioni che vedono anche le nostre aziende in grado di mettersi in rete e poter collaborare anche con un territorio come quello del Bellunese, come ripeto condivide tantissime cose con noi, quindi è un'occasione importante di sviluppo per parlare del territorio, parlarne in maniera coordinata e essere tutti assieme per valorizzarlo. Abbiamo le montagne, le Dolomiti, abbiamo le colline di Conegliano e Valdobbiadene, abbiamo Venezia e ne abbiamo tanti altri. Questo è un progetto interessante perché è un progetto che coniuga diciamo, tante attività sportive, quindi tutto quello che è il turismo outdoor, che però poi va a collegarsi anche ad altre attività turistiche e culturali, penso, o anche enogastronomiche, quindi come dicevo è possibile anche dare un'alternativa al turista sul cosa fare nel territorio, oltre alle cose classiche che noi possiamo già rappresentare. La capacità dei rettisti di mettersi insieme, di fare squadra e quindi non solo di intercettare questi grandi finanziamenti, ma soprattutto di avere un'idea progettuale alla base, penso che sia la cosa più importante che oggi dovevamo sottolineare.